Veniva messo a sedere su un banco faccia al muro e con le spalle rivolte alla maestra e ai compagni. Così un bimbo portatore di handicap era costretto a trascorrere le giornate di scuola. Ad accorgersi di quanto stava accadendo il papà del piccolo, che dopo aver chiesto al figlio cosa accadeva durante l'orario scolastico, ha deciso di parlare con le insegnanti, che hanno spiegato l'accaduto dicendo che era un esperimento della maestra di sostegno. Questa triste vicenda è accaduta a Crotone, nell'istituto scolastico Montessori. L'uomo si è rivolto dunque al garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che ha subito contattato il dirigente scolastico. Quando mi è arrivata la segnalazione del papà ho immaginato così di vivere un po' in un'atmosfera medievale, di essere piombato in un'era che non è la mia nel 2018, un bambino con portatore di handicap messo con la faccia al muro col banco seduto, che dà le spalle alla maestra, che dà le spalle ai suoi compagni, e quando il papà si è accorto che era ormai un meccanismo quotidiano quello del bambino, ha chiesto ragione, si è sentito dire è un esperimento della maestra di sostegno. Ho chiamato immediatamente il preside, che si è detto immediatamente disponibile a collaborare per l'accertamento dei fatti e l'eventuale sanzionamento dei fatti, ha accertato che si tratta della verità, si tratta anche di maestre che insieme a quella di sostegno niente hanno fatto per impedire questa punizione al bambino, poi esperimento di che forse si tratta di una nuova pagina di pedagogia che qualche giorno leggeremo sui manuali. Fatto sta che io reputo essere una tortura di quelle che a un bambino per lo più portatore di handicap, ma nessun bambino dovrebbe essere inflitta per nessuna ragione al mondo. Marziale sottolinea come il dirigente abbia subito collaborato, mettendo in atto le procedure per sanzionare i responsabili di un atto gravissimo che lede la dignità di un bimbo costretto a vivere in uno stato di difficoltà. Un preside che è uscito fuori dai cliché, che non si è trincerato dietro il buon nome della scuola, perché insieme a me è convinto che il nome della scuola non lo intaccano nessuno, ma non c'è dubbio che ci sono delle persone che alla scuola fanno male, e allora è bene individuarle ed è bene che si proceda per come si deve procedere.